Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, ben ritrovati con la nostra prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, Tony Esposito e Francesca Pezzo in regia, che ringrazio fin da subito. E allora, come sempre c'è la cronaca in primo piano, perché la notte famosissima del Redentore ha visto consumarsi una tragedia a Venezia. Lo ricorderete, lo scorso anno la tragedia che vide un 28enne di Cavallino Treporti morire nello schianto di un barchino. Qui parliamo di un'altra vicenda distante dai festeggiamenti del Redentore, ma nella notte del Redentore. Parliamo di una ragazza di appena 21 anni che è morta annegata nella zona degli Alberoni proprio mentre si spegnevano gli ultimi fuochi della notte famosissima. Allora, partiamo da qui con la cronaca. Cosa ci sai dire di quanto accaduto? Lorenzo Maier, buongiorno. Buongiorno a te Nicola e ai nostri telespettatori. Buona domenica. Sì, purtroppo un'altra tragedia, una giovane di 21 anni, come dicevi giustamente tu da studio, è morta in seguito probabilmente a un malore facendo il bagno nella zona degli Alberoni a Lido di Venezia. Abbiamo anche le generalità di questa persona, ma per il momento anche su richiesta delle forze dell'ordine preferiamo non divulgarle, in quanto stanno cercando di contattare la famiglia. Può essere che la famiglia non sia ancora del tutto informata. Si tratta comunque di una ragazza che è residente a Mestre e di nascita, però di nascita toscana, ma residente a Mestre. Atti drammatici erano circa intorno a mezzanotte 45 tra sabato e domenica, appunto. La ragazza era insieme a un'altra persona, il fidanzato. Non era un gruppo più numeroso, c'erano solo loro due in una zona molto buia peraltro, per cui anche non di passaggio. Da quanto abbiamo capito la ragazza a un certo punto si è allontanata per fare il bagno, si è tuffata. Il compagno dopo qualche minuto, non vedendola più riemergere, si è tuffato anche lui nel tentativo di soccorrere. Non è riuscito a avere un intervento tempestivo, non ha capito cosa succede, se anche lui non l'ha vista. A quel punto molto tempestivamente ha dato l'allarme sia ai carabinieri che ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco peraltro erano poco distanti da lì, appunto con i sommozzatori, che erano impegnati per le consuetudini, le solite procedure relative ai fuochi, quindi c'era una squadra già lì disponibile poco distante. Sono intervenuti i sommozzatori e hanno purtroppo recuperato il corpo ormai senza vita. Potrebbe aver battuto la testa da qualche parte, si dice, piuttosto che aver accusato una congestione, ma questa ipotesi della congestione sembra meno probabile, in quanto comunque l'acqua era, viste le temperature di questi giorni, piuttosto calda. Purtroppo però poco importa, nel senso la ragazza ha perso la vita, è intervenuto il SUEM, non c'era più nulla da fare, a quel punto è stato constatato un eccesso, è intervenuto il medico legale che ha fatto una prima ispezione. Potrebbe darsi che nelle prossime ore venga chiesta al magistrato domani l'esecuzione anche dell'autopsia, per appunto capire da cosa sia dipeso purtroppo questa morte tragica. Fatto sta che purtroppo per il secondo anno consecutivo la notte famosissima del Redentore è davvero stata dalla scomparsa di una vita di una giovane. Lo scorso anno ci fu Riccardo Nardin, 28 anni, di Cavallino Treporti, che ebbe un incidente in barchino. Questa volta non c'entra nulla il deflusso delle imbarcazioni, non c'entra nulla la sicurezza della navigazione, però purtroppo un bagno che è stato fatale, che ha davvero dato a questa festa notte famosissima un segno indelebile di lutto.
Allora, questa è la cronaca, purtroppo, quindi ci diceva una ragazza di origini toscane residente a Mestre. Accaduto proprio mentre lo si diceva, insomma, si stavano spegnendo gli ultimi fuochi della notte famosissima. Allora, voltiamo pagina restando però in questa notte. È stata una notte di emozioni con 100.000 presenze al Redentore, è così? Sì, 100.000 presenze in linea con l'anno scorso, esauriti i posti lungo le rive, esauriti i posti riservati alle imbarcazioni, fuochi d'artificio che sono durati circa 35 minuti di tantissimi colori, con l'ospite d'onore, possiamo chiamarlo così, che è stato Marco Polo e il milione di Marco Polo a cui è stato già dedicato a Venezia il carnevale. E questi fuochi d'artificio si sono aperti proprio con la scritta Marco Polo 700, disegnata in cielo dal bagliore dei fuochi d'artificio. 40 minuti in sicurezza, non c'è stato nessun incidente né appunto durante lo sparo dei fuochi, e questo lo diciamo anche perché la scorsa settimana c'è stato questo incidente a Maramocca, invece qui tutto si è svolto in assoluta sicurezza, e anche il deflusso, il ritorno dai fuochi, che di solito è molto complicato perché un po' il buio, un po' la sicurezza della navigazione col buio e con un afflusso così grande di barche in bacino, circa 4.000, può dare dei problemi. Questa volta non si sono registrati, almeno al momento, grossi problemi degni di nota, per cui tutto quanto per quanto riguarda questo aspetto della festa e dello spettacolo pirotecnico si è concluso bene, senza problemi. Come era stato annunciato, il sindaco non ha presenziato alla cena di gara a Palazzo Ducale, organizzata da Vega con circa 250 invitati. Quindi è andato tutto bene per quanto riguarda la festa. Poi c'è stata questa enorme tragedia poco dopo. Oggi un'altra giornata di festa per Venezia, con le regate nel pomeriggio e poi la messa del patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che vivremo e trasmetteremo in diretta. Grazie davvero allora Lorenzo Maier. Se poi ci sono novità sulla tragedia degli Alberoni, richiedici la linea. Lo diceva proprio Lorenzo, allora approfittiamo per ricordarvelo. Alle 19 questa sera in diretta, sempre nell'ambito della festa del Redentore, vi trasmetteremo in diretta su Antenna 3 la messa solenne celebrata dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia per la cerimonia solenne e poi la benedizione per la città, con Venezia che rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Quindi ore 19 la messa in diretta con il patriarca Moraglia, e quindi per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda subito dopo la cerimonia della messa solenne. Lasciamo Venezia, ci torneremo però fra poco per tornare a parlare del caso dell'inchiesta, ovviamente corruzione. Ancora la cronaca: un ciclista di 53 anni di Ancona è morto colto da un malore mentre percorrevano la strada dell'altopiano di Asiago. L'uomo era in compagnia della moglie e stava seguendo un itinerario del Monte Torle. Una squadra è partita in fuoristrada del soccorso alpino di Asiago mentre venivano inviati anche l'ambulanza e l'elicottero di Trento Emergenza. Purtroppo il 53enne è morto e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora la cronaca: la paura questa notte a Silea, in via Pozzetto, per un incendio che ha coinvolto inizialmente un carro miscelatore in un'azienda agricola. Vediamo le immagini dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono poi estese anche a dei silos di raccolta mangimi che sono andati completamente distrutti, e il proprietario, che è intervenuto sul posto allertato dai vicini nell'intento di spegnere le fiamme sul macchinario, è stato investito dall'esplosione di uno dei grossi pneumatici del veicolo, subendo delle ustioni e ferite fortunatamente superficiali. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona, nessun danno agli animali, ovviamente i danni sono ingenti perché i silos sono andati distrutti. Un altro intervento dei vigili del fuoco, questa volta a Chioggia, ancora per fiamme,
questa mattina in un peschereccio ormeggiato al mercato ittico nel canale Lusenzo a Chioggia. Nessuna persona era presente all'interno delle imbarcazioni impegnate a spegnere le fiamme. Partita da un quadro elettrico, i vigili del fuoco giunti dal distaccamento locale con un'autopompa e un'autobotte. Il rogo che si era propagato nella plancia ha danneggiato parzialmente anche la cabina del natante. E poi torniamo a Padova per parlare della tragedia avvenuta ieri con, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato, il 75enne che dopo la denuncia scattata nei suoi confronti per aver, altro dramma incredibile, sparato con il fucile ad alcuni studenti che stavano festeggiando la laurea perché secondo lui facevano troppo rumore, ebbene dopo la denuncia si è gettato dal terrazzo, si è suicidato. Un angolo dal sapore medievale della Padova universitaria, questo tra via dei Savonarola e via Cristofori. È qui, nei cortili interni di questi caseggiati, che in poco più di un giorno si sono consumate due tragedie. La prima poco dopo la mezzanotte di venerdì, la seconda poco dopo mezzogiorno, quando l'uomo che ha sparato su un gruppo di giovani che stavano festeggiando la laurea si è tolto la vita lanciandosi da un terrazzino del terzo piano di un condominio. Per ore sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia scientifica che all'interno dell'appartamento hanno trovato un biglietto in cui l'uomo spiegava le ragioni del suo gesto, di cui non è stato diffuso il contenuto. Si sa che stava per mettersi a pranzo con la famiglia, una vicenda che nasce nella notte tra giovedì e venerdì. Un gruppo di studenti che vive in via Savonarola festeggia la laurea in economia nel loro appartamento. Dall'interno alcuni si spostano sul terrazzino e iniziano a leggere il papiro. Prima un bagliore, poi alcune gocce di sangue, dolore al braccio per uno, all'orecchio per un altro, schizzi anche sul papiro. Pochi secondi ed è chiaro che sono stati raggiunti da una fucilata sparata da poca distanza. Immediata la telefonata ai carabinieri, mentre 3 studenti tra i 21 e i 26 anni ricorrono alle cure del pronto soccorso con prognosi di pochi giorni. Sul terrazzo dell'appartamento i militari rinvengono altri pallini di piombo. L'ipotesi è semplice: il colpo è partito da uno dei condomini vicini. L'incrocio tra i vari dati permette ai carabinieri di individuare il responsabile, il 75enne. Nel suo terrazzo i militari sequestrano un fucile da caccia regolarmente denunciato, una cartuccia esplosa e altre cartucce. Per lui scatta la denuncia, mentre in città la condanna per il fatto è unanime e arriva anche dalla magnifica rettrice Daniela Mapelli. La tragedia sfiorata 24 ore prima diventa tragedia reale con la morte del 75enne su cui adesso indaga la procura. E poi l'infernale pomeriggio ieri in A4 per l'incidente mortale, il maxi tamponamento avvenuto nella zona di Padova Est, un morto e 17 feriti. 11:50 è il traffico del sabato di luglio del grande esodo, quello che percorre la A4. Il dramma si consuma nel territorio del comune di Vigonza in direzione di Milano, all'altezza dello svincolo con la A13. Tutto accade in un attimo. Nel tratto ci sono alcuni rallentamenti per il traffico intenso. La Hyundai con un'intera famiglia a bordo rallenta ma viene tamponata da un mezzo pesante contro cui finiscono altre 6 auto. Il bilancio alla fine è tragico. Sull'asfalto ci sono un morto e 17 persone ferite. Ad avere la peggio il conducente della Hyundai. Dell'auto restano solo lamiere accartocciate. Stefano Campagna, 55 anni, di Carpineto Romano, viaggiava con la moglie ferita, la figlia portata in ospedale in elicottero in gravissime condizioni a Padova, dove è stato trasportato in prognosi riservata anche un altro ferito. Il figlio è rimasto illeso. Per fare entrare in autostrada i mezzi di soccorso, tutti i caselli vengono chiusi. In direzione di Milano le code supereranno i 10 chilometri. Operazioni difficili quelle condotte dai vigili del fuoco e del personale del SUM 118 che dopo aver estratto i feriti dalle lamiere li hanno stabilizzati prima del trasporto in diversi ospedali dell'area. Attivati subito anche gli addetti di cave, i volontari di protezione civile che per ora hanno cercato di aiutare gli automobilisti intrappolati consegnando bottiglie d'acqua. La prima a essere riaperta è la circolazione in direzione di Venezia. Sulla carreggiata opposta per ore sono stati condotti rilievi da parte degli agenti della polizia stradale. Solo verso il tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità in questo sabato che si è trasformato in tragedia.
A proposito di tragedie sulla strada, ieri i funerali di Massimo Feletto, il cinquantenne che è stato travolto e ucciso da un pirata della strada che ancora si sta cercando, e ieri proprio durante la messa il vescovo si è rivolto al pirata. A chi è stato responsabile di questo tragico omicidio, diciamo quello che è, ovviamente, come ha già detto Don Alberto, come hanno detto anche molte altre persone, l'invito è a costituirsi. I motivi non occorre che li dica, ma è l'invito proprio accorato che rivolgo. Arriva anche dal vescovo Pizziolo l'appello di consegnarsi alla giustizia, rivolto al pirata della strada che la sera del 14 luglio, alla guida di una Punto Grigia, ha ucciso in via Campagna a Ormelle Massimo Feletto e ha ferito gravemente la badante che lo stava riaccompagnando a casa. Pensiero per la signora che era la badante, che era stata colpita insieme a Massimo. Preghiamo il Signore perché possa rimettersi pienamente in salute, anche se ci vorrà del tempo. Vescovo che ha voluto officiare personalmente i funerali del cinquantenne nella chiesa che frequentava ogni domenica. Oltre 400 i partecipanti dentro e fuori alla parrocchiale di Tempio di Ormelle. E tra loro il prefetto di Treviso, una rappresentanza del comune, ma soprattutto tanta gente che aveva conosciuto e apprezzato Massimo, che, come ha ricordato Monsignor Pizziolo, aveva fatto della sindrome di Down quasi un dono per gli altri. Io lo conoscevo soltanto superficialmente, ma avevo certamente colto la sua gioia di vivere. Una presenza, quella di Massimo, che possiamo definire senza alcuna difficoltà come un dono per tantissime persone. In particolare per i compagni dell'avventura di Casa Vittoria, dove Massimo alternava l'impegno delle serre a quello dei tavoli del ristorante. O ancora tra le vigne e cantine di Casa Cecchetto, dove Massimo preparava ed etichettava le bottiglie di Raboso che poi vendeva al Vinitaly per finanziare le attività dell'Associazione Italiana Persone Down. E i suoi compagni oggi erano lì a dargli l'ultimo saluto, prima in chiesa e poi sul sagrato, dove la sorella gli ha letto tra le lacrime la lettera di addio. Fino ai suoi ultimi giorni la mamma ripeteva: so di avervi lasciato una croce grande. Mamma, è stata la cosa più bella che abbiamo avuto. Un addio tra abbracci e lacrime che si è concluso tra le note della canzone preferita di Massimo e il lancio di palloncini colorati verso il cielo. L'incubo peggiore per le vittime dei furti è quello che il ladro si trasformi anche in un violentatore. Il dramma, i momenti di terrore sono quelli vissuti da una 19enne turista veneta a Lignano Sabbiadoro. Una vacanza che si è trasformata in un incubo per una 19enne in villeggiatura a Lignano con la famiglia. La ragazza, la notte tra il 14 e 15 luglio scorsi, stava dormendo nella sua stanza quando si è svegliata di soprassalto, trovandosi faccia a faccia con un uomo che la stava palpeggiando nelle parti intime. La giovane, terrorizzata, ha iniziato ad urlare, svegliando i genitori che dormivano nella stanza accanto e mettendo in fuga il malvivente, è entrato nell'abitazione per mettere a segno un furto. Passato lo shock iniziale, la 19enne ha chiamato la polizia, alla quale ha fornito una descrizione dell'aggressore. Gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce, concentrando le ricerche in particolar modo nella zona di Lignano Pineta. In poco tempo sono riusciti a trovare il presunto responsabile, un 40enne italiano, che è stato portato negli uffici di polizia dove la vittima lo ha identificato. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per violazione di domicilio, violenza sessuale e furto. Il GIP ha concesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che è stato condotto nella casa circondariale di Udine. Nel frattempo la 19enne è stata assistita psicologicamente dagli agenti, in particolar modo da una poliziotta che è stata accanto alla ragazza aiutandola a riprendersi dal trauma vissuto. Il padre della giovane vittima ha voluto ringraziare l'agente per il sostegno dato alla figlia, facendole recapitare un mazzo di fiori. Torniamo a Venezia, torniamo all'inchiesta sulla corruzione, sistematico perseguimento di interessi personali. L'accusa mossa dalla Procura di Venezia al sindaco Luigi Brugnaro. Per il magistrato il Blind Trust è controllato di fatto dai suoi uomini. Sono saliti a 32 gli indagati.
Secondo i magistrati che lo hanno indagato, l'attività da sindaco di Luigi Brugnaro è stata caratterizzata da un sistematico perseguimento di interessi personali, in un quadro nel quale, anche alla luce delle intercettazioni, la messa a profitto dell'area dei Pili rappresentava per lui un continuo cruccio. Mentre il numero degli indagati è salito a 32, tra cui il magnate di Singapore King Kiat Kwong e il direttore generale del Casinò Alessandro Catarossi, nelle 940 pagine dell'inchiesta della Procura di Venezia, i PM definiscono inefficace il blind trust, cioè il fondo fiduciario creato per evitare conflitti di interesse al sindaco. Da un lato scrivono perché è evidente come Brugnaro non abbia in realtà dismesso la propria partecipazione alle società, dall'altro perché il blind trust è in mano a persone definite fedelissime, alti funzionari del comune, persone che svolgono tuttora l'incarico di amministratori del reticolato di società del primo cittadino. Sono accuse che Brugnaro ha fermamente respinto a più riprese. So di avere la coscienza non pulita, pulitissima, non aver fatto nulla. Le storie che mi riguardano sono legate al solito discorso di Pili e tutto quello che ci va dietro dal 2015, conflitto di interesse che non c'è. L'ho già detto, non ho fatto mai niente di male. Ovviamente sono addolorato perché auguro a tutti voi di non trovarvi in situazioni di questo tipo quando sai di essere totalmente innocente, però insomma è giusto che si facciano i controlli. Secondo i magistrati, Luigi Brugnaro, ma anche assessori, altri dirigenti, amministratori delle partecipate e figure di spicco hanno avuto l'evidenza di ciò che è definito il mercimonio della funzione pubblica dell'assessore Renato Boraso, ma si sono ben guardati dal riprenderlo, dal censurarlo e dal denunciarlo. I PM definiscono in questo senso clamorosa l'oramai nota intercettazione del marzo scorso, quando Brugnaro avrebbe avvisato Boraso delle segnalazioni sugli illeciti, ma, scrivono i magistrati, solo al fine di invitarlo ad essere più prudente. E in questi giorni abbiamo raccontato anche proprio nelle cerimonie riguardanti la festa del Redentore le contestazioni a Brugnaro, il malessere dei veneziani. Il nostro Christian Arboit proprio in questi giorni ha fatto un giro anche nella zona della Giudecca, dove poi c'è stata la contestazione dopo l'apertura del ponte votivo. Il malumore è evidente, ci racconta nel prossimo contributo che vediamo, riguarda l'intera gestione della città. Il turismo di massa, i trasporti, le case, soprattutto per i più giovani. Insomma, quello che sta accadendo ha aperto il tappo, diciamo, ha scoperchiato tutte le problematiche di Venezia ancora una volta di più. Allora, il viaggio di Christian Arboit. Ragazzi, è chiaro il discorso, deve andare via, ma subito, immediatamente, deve andare via. Si è bruciato ormai, si è bruciato, non c'è niente da fare. E di tutta questa storia cosa ne pensi? La storia fanno la fine di tutti gli altri, tipo quello della Liguria, tipo quello del Mose, di Bogalà e tutta quella schiera lì. Anzi, dovrebbero commissariare il comune, attualmente adesso, dimettersi lui, commissariare il comune e dare in dopo le elezioni dirette e fine. Che vada a casa. Deve dimettersi? Sì. È una brutta storia e basta, non dico altro. Ecco, parlando con i veneziani notiamo, devo dirle, molta esasperazione. Abbastanza. Anche perché la città è proprio, c'è motondoso, non ci sono case, solo bed and breakfast. Per me lui non sta seguendo questa città, assolutamente. Sì, ma tutta la giunta dovrebbe dimettersi, secondo me, perché comunque quando uno sbaglia deve pagare, siccome che siamo in Italia non sbaglia mai nessuno, questa è la verità, perché secondo te come andrà a finire? Come all'italiana. Tutto a tacere. Dimissioni subito. Ma immediatamente, secondo me. Proprio dalla Giudecca, nei giorni della festa del Redentore, parte un appello forte e chiaro, un messaggio inequivocabile. Luigi Brugnaro e tutta la giunta di Venezia si devono dimettere. Vergognarsi andare via subito, immediatamente. Immediatamente. Altro che aspettare il 9 settembre adesso aspetta. Forse quello che andare in ferie ad andare. Me lo spiega. Insomma, Venezia non può aspettare. Ma no, neanche per sogno, ma non ha senso. No? Tutti così, tutte, pubbliche amministrazioni, politica, tutti di stessa famiglia, tutti. Va bene che dice che l'occasione fu l'uomo ladro, mai occasione llega all'ordine del giorno. Se fosse una persona politica, mi credo che sarebbe
è più stupido della terra, perché sarebbe onestissimo, perché fa parte del mio indole. Se si dimette o no, cioè comunque è stato un sindaco disastroso, dove ha lavorato per prendere voti in terraferma, e qua a Venezia che votano in 4 gatti non lo votavano, e avendo boicottato poi il referendum che lui aveva promesso invece di far fare, non c'è stata la divisione dei comuni, e la situazione a Venezia è sotto gli occhi di tutti. C'è un degrado più totale, dove non ha messo mano alle cose più importanti, che sono lo spopolamento, la salvaguardia della laguna col moto ondoso. È una schifezza, fa tutto schifo, tutto schifo. I ponti sono rotti, qui è tutto rotto, non c'è sorveglianza, non c'è niente. Ma la vicenda giudiziaria che ha travolto la giunta veneziana in realtà offre diversi spunti di riflessione sulla città, sul suo futuro e su questioni fondamentali: il diritto alla salute, il diritto alla mobilità, alla residenzialità, le case soprattutto per i più giovani. Non c'è una festa, una discoteca, non ci c'è intrattenimento, capito? Andare a fare bowling, andare fuori Venezia o qualsiasi cosa, ma al di là per i giovani, per chiunque, non è una città. Cioè uno vuole comprare una lampadina, ci sono 2 posti, è una città fatta per turisti e basta, chi è che ci vive? Sì, quindi c'è una volontà di qualcuno che questa città rimanga così com'è, una città per turisti e non una città per chi ci abita dentro, per i propri cittadini. Per un giovane, qual è il giovane che può permettersi Venezia, gli affitti? Chi è figlio di qualcuno, perché io ho 21 anni e con lo stipendio che ho un affitto non me lo posso permettere. O non mangio, che non mi sembra proprio un'opzione, o pago l'affitto. E questa è la realtà per tanti giovani. Purtroppo sì, almeno chi non faccia un lavoro che è particolarmente redditizio, perché ha modo di entrare in quella cerchia, se no chi non è tassista, gondoliere o comunque ha un buon reddito non si può permettere un affitto. È abbastanza un problema in realtà, perché la questione case, io ho fatto l'università qui allo UOV di Venezia, quindi già lì la questione casa è abbastanza difficile, perché chiaramente le case sono poche, i prezzi sono alti, quindi trovare una situazione accomodante non è tanto facile. Adesso da lavoratore chiaramente avendo più disponibilità riesci a fare qualcosina in più, però la situazione è sempre quella. Non c'è più la venezianità, cioè quelli che ci sono sicuramente sono i veneziani, però manca il popolo, negozi chiusi, attività che non esistono più, rispetto per tutte le nazionalità, però se si va anche al mercato da Rialto non c'è più un veneziano, tutti i banchetti gestiti da stranieri, per amore di Dio, rispetto, però ormai non è Venezia. Comandi? Non è Venezia. No, assolutamente. Venezia 60 anni fa proprio non c'è più, ma anche di 40 anni fa ormai non c'è più e sarà sempre peggio. Ma anche la gestione di Venezia non è tanto per la quale, anche degli alloggi comunali eccetera eccetera, se un magna anche hai, chi se ne frega. Ci sono tante cose che non funzionano, cominciare da il trasporto pubblico, che è una tragedia sia per quanto riguarda i battelli che ancora peggio gli autobus, che mancano di personale, saltano corse e l'amministratore delegato se ne frega altamente. È sempre più difficile vivere a Venezia. È sempre più difficile. Questa del Redentore un po' più amara del solito forse questa. Sì, con un sindaco indagato, con un assessore in carcere, insomma a Venezia quest'anno è più amara per i veneziani. Un Redentore amaro, quello della Giudecca, isola che si interroga anche sul senso profondo della festa, quella di ieri e quella di oggi, 2 fotografie diverse, una in bianco e nero, l'altra a colori, di certo agli antipodi. È la festa della Giudecca, tornavano dall'entroterra e venivano a trovare i parenti. Era una festa nostra. Oh, ciao, buondì, come ti sta? Quanto ben che te voglio, Era la festa nostra, era.
E adesso cos'è diventato? La festa è una roba pubblica, adesso non c'è più senso, basta. Che senso ha se andavo in Saccafisola a prendere le frasche, l'anguria in acqua sulla retina, l'ana d'arrosto e basta, fine, non c'erano tutte queste esibizioni, tutte queste cose, era una roba molto semplice, molto umile. Adesso uso consumo anche dei turisti. Ma sì, ma non sai neanche se sono a Venezia o a Firenze sei turisti. Guarda che è grave dirlo. Ma domani a un cinese, se siamo a Firenze o a Venezia, dice boh, l'Arno, il canale di Giudecca, chi lo sa. Purtroppo è così. Queste le amare riflessioni raccolte dal nostro Cristian Arboita a Venezia in questi giorni. Prima di andare in pubblicità e poi avremo il nostro primo ospite, vi faccio vedere queste immagini molto particolari. Torniamo nella Marca. Abbiamo raccontato da diverse settimane di un lupo, di un esemplare di un lupo zoppicante e denutrito che si aggira tra Saletto, Oderzo, insomma in questa zona della Marca. È stato ripreso anche ieri sera, nella tarda serata di ieri. Vi faccio vedere questo video che ci ha girato chi era presente. Siamo a Saletto di Breda di Piave, via del Passo Camposolare. Ieri sera alle 23:30 c'era una piccola festicciola sotto una tettoia e il lupo, come vedete, si è avvicinato per assaggiare alcune costicine che i presenti, non intimoriti quindi dalla presenza del lupo, gli hanno offerto. Come vedete queste immagini con il lupo che poi si avvicina, fra poco vedremo anche le persone che si trovano vicino alla tettoia, che hanno avvistato il lupo. Come dicevamo, il lupo impaurito dalla situazione, è un esemplare che si aggira da diverso tempo in questa zona. Eccolo qua, questa è la gente che si trovava nel luogo per questa piccola festicciola. È stato notato questo lupo che si è avvicinato e evidentemente affamato, ha poi mangiato alcune delle costicine che gli hanno offerto i presenti. Davvero sono immagini particolari di questo lupo ormai diventato celeberrimo in zona. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo di turismo e problematiche legate al turismo, torneremo poi anche a parlare di politica, di cronaca e anche dell'inchiesta di Venezia. Fra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione. Allora, in questi giorni abbiamo raccontato delle problematiche, i numerosi disagi che hanno riguardato soprattutto gli aeroporti per il cosiddetto bug informatico di Microsoft, con parecchi disagi, l'abbiamo raccontato anche ieri. Ma non c'è solo questo disagio che investe in qualche modo il turismo. C'è un altro disagio pesante che è stato sottolineato ieri con forza da Federalberghi Veneto, che riguarda i continui blackout elettrici. Allora, cosa sta succedendo? Lo chiediamo al direttore di Federalberghi Veneto, Marco Gottardo. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Allora, che sta succedendo? Cosa accade e perché vi siete molto arrabbiati? Allora, diciamo che sono 2 anni che l'approvvigionamento di energia elettrica ai circa 3.000 alberghi della regione Veneto non è normale come in passato. Quindi abbiamo avuto numerosi blackout, numerose interruzioni del servizio elettrico anche a singhiozzo e non solamente nei periodi di altissima stagione, ovvero in corrispondenza di picchi di caldo. Abbiamo iniziato già da tempo a scrivere chiaramente a Enel Distribuzione, a Enel La Terna per chiedere degli incontri, per ragionare e valutare su questa problematicità. Oggi purtroppo non abbiamo ancora avuto dei riscontri oggettivi e viceversa gli alberghi continuano, sia quelli della costa sia quelli di Abano e Montegrotto, in parte anche quelli del Garda, ad avere grossissime problematiche nell'approvvigionamento delle fonti energetiche. Meno problemi li hanno gli alberghi di città, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Belluno, in quanto probabilmente lì la rete elettrica
è già dimensionata per un bacino d'utenza più grosso, più importante ed è probabilmente ed evidentemente meglio manutenzionata. Ecco, quindi ci sta dicendo che non è un problema legato soltanto all'eccessivo uso dei condizionatori, ma è un problema che sta a monte, è così? Allora, in parte è sicuramente legato all'eccessivo uso dei condizionatori, per i quali mi sento anche di fare un po' di educazione di imprese, di educazione sociale, ovvero cerchiamo di utilizzarli con delle logiche di sostenibilità, di rispetto ambientale, imponendo temperature che non siano di 16 o di 17 gradi, ma di 22-23 gradi, come diciamo dovrebbe essere una temperatura normale. Per contro non è sicuramente legato solamente diciamo ai condizionatori, ma è legato anche al clima, che sicuramente è più torrido di una volta e che quindi riscalda i conduttori elettrici, i cavi elettrici, ma è dato sicuramente anche dalle innovazioni tecnologiche, dal fatto ad esempio delle colonnine di ricarica veloce, dal fatto delle pompe di calore, dal fatto dell'eccessiva probabilmente antropizzazione di determinate destinazioni turistiche. Gli alberghi ci sono sempre stati, così tante case, appartamenti e residenze evidentemente è un fenomeno un po' più moderno, quindi va bene l'evoluzione, va bene l'adattamento ai tempi, vanno bene le programmazioni urbanistiche moderne, però altrettanto servono servizi come quello elettrico che siano all'altezza. Oggi purtroppo non lo sono. Ecco, voi nel comunicato che avete scritto ieri siete duri, chiediamo subito soluzioni, non possiamo rischiare di perdere clienti. E cosa sta succedendo nel concreto? Cosa accade? Che i clienti restano senza servizi, è così? Diciamo all'interno degli alberghi stiamo cercando di organizzarci in tutti i modi, magari creando situazioni per non lasciare i clienti in camera nelle ore più calde ad utilizzare il condizionatore, ma magari organizzando party in piscina, in spiaggia, se parliamo della costa, o diciamo creando altre situazioni, quindi in qualche modo ci stiamo organizzando. Più di qualche struttura ha dei gruppi elettrogeni e quindi utilizzerà quelli, ma chiaramente sono tutte soluzioni temporanee, emergenziali. Qui il problema deve essere affrontato con una logica di sistema, con una logica di prospettiva e in modo più strutturale. Succede purtroppo che in certi casi si siano fermati gli ascensori con gli ospiti dentro, si siano bloccate le pompe delle piscine, si siano bloccati gli inverter, si siano spente le luci, quindi grossissimi disagi sia per i clienti che per i lavoratori. Ricordiamo che il Veneto è la prima regione italiana e probabilmente anche la prima europea per flussi turistici, che nei periodi di picco assume più di 250.000 lavoratori, quindi per dimensionarvi la grandezza del turismo nella nostra regione abbiamo il doppio dei dipendenti che la Apple ha nel mondo, quindi siamo una grande industria, siamo probabilmente una delle prime industrie del paese, abbiamo bisogno di avere infrastrutture che siano adeguate. Ecco, quindi cosa chiedete esattamente a Enel? Un tavolo immediato? Chiediamo dei contatti, chiediamo un tavolo, chiediamo a Enel e alle pubbliche amministrazioni, ringraziamo già dei sindaci che si sono mossi, De Zotti a Jesolo, Barbierato ad Abano, già in qualche modo hanno rilasciato delle dichiarazioni, si sono resi disponibili a fare un percorso con noi. Abbiamo però bisogno della terza gamba, quindi pubbliche amministrazioni, privato, noi peraltro stiamo anche investendo nella transizione sulle energie rinnovabili, però abbiamo anche bisogno di chi la rete la gestisce, la manutenzione, quindi di Terna, di Enel Distribuzione e di Enel. Noi all'interno delle bollette che stimiamo annualmente essere nel nostro sistema turistico di circa 200 milioni di euro, paghiamo più del doppio di questa spesa su oneri di distribuzione e oneri di sistema, quindi diciamo sono risorse che in qualche modo dovrebbero andare anche all'ammodernamento, alla manutenzione, alla ristrutturazione della rete. Abbiamo l'impressione che negli ultimi anni diciamo la rete non sia stata adeguata, non sia cresciuta così tanto come è cresciuto il turismo. Abbiamo la necessità di avere questo tavolo e di programmare interventi da qua ai prossimi anni. Cosa accade se questa programmazione non viene fatta? Qual è il rischio? Il rischio chiaramente è che perdiamo la leadership di prima regione italiana e europea per flussi turistici, che perdiamo il brand, soprattutto diciamo così, negli alberghi di alta fascia che dovranno rinunciare a certi servizi come la piscina, piuttosto che altri servizi che al giorno d'oggi, diciamo, con questa campagna sul green che noi evidentemente sosteniamo e supportiamo, ormai le fonti energetiche sono quasi tutte elettriche, pulite,
e quindi anche questa transizione verso le energie pulite deve essere accompagnata non solo dagli imprenditori, ma deve essere accompagnata anche da chi questa energia la produce. Senta, approfitto per chiederle come sta andando un po' la stagione che appunto è in corso, e poi un commento anche su un dato che diciamo è emerso ieri, che riguarda il turismo a livello regionale, con una Marca trevigiana che supera tutte le altre province, è una stima di Confartigianato, è così? Allora, il turismo sta andando bene già nel 2023, il dato finale del 2023 superava quello del 2019, che è stato il miglior dato in termini, diciamo così, di flussi turistici ogni tempo. Il 2024 ha iniziato bene, poi purtroppo la costa, causa maltempo e diciamo anche un po' il mercato di lingua tedesca un po' più tiepido rispetto agli altri anni, probabilmente anche loro hanno sentito un po' di crisi, un po' di inflazione. Il mese di maggio e il mese di giugno soprattutto non sono andati benissimo, però contiamo di recuperare su luglio, agosto, settembre, che sembrano riposizionarsi sui dati del 2019 e del 2023, quindi diciamo ottime performance in termini di flussi turistici, anche se poi sappiamo che quello che conta sono i conti economici delle imprese, che purtroppo risentono di un aumento di costi della manodopera, di un aumento di costi delle materie prime che non è da trascurare. Per contro, per quanto riguarda il tema della Marca, sappiamo che sono stati fatti tantissimi investimenti dalla Regione per, diciamo, alzare il livello del turismo. Pensiamo alle colline del Prosecco, pensiamo a Treviso, che è meravigliosa, ma come sono meravigliose tutte le altre destinazioni, quindi sta battendo ogni record Treviso, ma lo sta facendo anche Padova, lo sta facendo anche la Costa Veneta. Avremo il Giubileo nel 2025, le Olimpiadi a Cortina nel 2026, quindi ci aspetta uno scenario, diciamo, molto frizzante e che mi auguro porti molti successi agli imprenditori di settore, ma che distribuisca anche benessere e ricchezza in tutta la nostra regione. Ultima cosa davvero, il tema della manodopera, lo diceva lei, degli stagionali, è un tema che è tornato sui binari della normalità o c'è ancora problematica? Allora, devo dire che 2 settimane fa abbiamo compiuto un passo in avanti di responsabilità, noi e le organizzazioni sindacali, molto grosso, perché dopo 10 anni abbiamo sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di settore, che diciamo, come dicevo, in Veneto tocca circa 60.000 persone se pensiamo ai soli alberghi, ma ne tocca quasi 250.000 se pensiamo anche ai pubblici esercizi, ai campeggi, alle agenzie di viaggio, alle attività all'aria aperta e quant'altro. Quindi il fatto di aver adeguato il contratto di lavoro e di aver aumentato mediamente di 200 euro al mese i salari dei nostri lavoratori, in più di aver aggiunto delle logiche di conciliazione vita-lavoro importanti, speriamo che in qualche modo riesca, diciamo così, ad attenuare la problematica del capitale umano. Problematica che in ogni caso è una problematica anche endemica, strutturale, legata anche a, diciamo, la diminuzione della natalità, e quindi abbiamo un indice demografico in decrescita. Sappiamo che l'Italia è il 3° paese al mondo per anzianità, quindi il problema non è risolvibile solamente con dei soldi e con un contratto di lavoro. Ci stiamo ragionando all'interno del piano strategico regionale di sviluppo per i prossimi 3 anni, cercando di adeguare le condizioni lavorative, diciamo, in modo che lavorare nel turismo in Veneto sia tra le migliori opportunità professionali che i nostri collaboratori possono avere. Benissimo, grazie davvero, grazie a Marco Gottardo e buon lavoro davvero al comparto turistico, che insomma lo ricordava lei, è la prima industria del Veneto. Grazie e buon lavoro. Allora, noi adesso torniamo a parlare di politica e fra poco il nostro ospite commenterà quello che avrà visto, perché anche a Treviso è partita, come in tutta Italia, la campagna referendaria, la raccolta firme per il referendum abrogativo che vuole cancellare il DDL Calderoli. Parliamo dell'autonomia differenziata. Allora vediamo perché deve essere abrogato secondo i promotori del comitato. Perché un governo che propugna tanto l'autonomia continua a togliere risorse e trasferimenti ai comuni, alle province, ad esempio, meno 77 milioni in Veneto di trasferimenti da parte dello Stato. Questo è uno Stato che crede all'autonomia o che
utilizza in maniera ideologica il tema dell'autonomia. Con questo interrogativo si apre ufficialmente anche nella Marca la raccolta firme per arrivare al referendum abrogativo dell'autonomia differenziata, quella legge Calderoli fresca di pubblicazione che rischia, dicono i promotori, di penalizzare ulteriormente le aree interne e gli stessi enti locali. Insomma, il regionalismo spinto può fare male ai comuni. Percepiamo nel territorio, anche da parte di molte amministrazioni comunali, una forte critica per come è stata strutturata questa riforma. Dall'ANPI in particolare parte un messaggio al sindaco di Treviso, che è anche presidente dell'ANCI del Veneto. Io faccio appello anche alla coscienza di Mario Conte. Poi Mario Conte si è dichiarato molto più volte antifascista e credo che questo spaccare l'Italia in questo modo sia tutt'altro fuorché una posizione antifascista. A impoverirsi, dicono dal comitato, saranno poi famiglie e imprese. In un contesto sempre più internazionalizzato, 20 modelli economici rischiano di innescare guerre interne, fuga di giovani e manodopera. Per questo la CGIL si rivolge allo stesso mondo imprenditoriale. Quindi lei dice Confindustria, giochi a carte scoperte. Io dico che se hanno qualcosa da dire è bene che lo dicano, e lo dicano in maniera trasparente, proprio perché tutti i cittadini ne siano consapevoli e possano tener conto anche del loro punto di vista. Allora, questa è l'avete già visto l'ospite, quindi non c'è la sorpresa. Queste sono le parole del comitato che promuove il referendum abrogativo un po' in tutta Italia. Il campo largo diciamo, si compatta a livello nazionale per chiedere che venga abrogato il DDL Calderoli. Allora, chi meglio di Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega a Treviso, onorevole Dimitri Coin, ci può dire perché il comitato, i promotori sbagliano? No, intanto dovrebbero dirci prima loro perché lo fanno, perché di fatto la riforma del titolo quinto parte da un governo che era, se non ricordo male, quello di D'Alema, e tutti gli altri passaggi, insomma, determinanti hanno contribuito in maniera determinante a portarli avanti loro. Improvvisamente adesso cambiano idee. Evidentemente è solamente una presa di posizione politica. Quello che secondo me è l'errore principale che commettono sta nel messaggio che loro danno, ma intanto comunque buongiorno a tutti i telespettatori. È nel messaggio che loro comunque danno, perché quando continuano a dire che questo sarà un provvedimento che spaccherà l'Italia, che dividerà l'Italia, di fatto è una grande bugia, è un grande errore, perché questo sarà un provvedimento che metterà tutti gli amministratori davanti alle proprie capacità e alle proprie responsabilità e le metterà in evidenza rispetto ai cittadini. Quello che invece spaccherà l'Italia sarà il referendum. Lei dice? Sì, assolutamente. Questo provvedimento non lo farà sicuramente, perché comunque, come dicevo prima, è una dimostrazione di responsabilità da parte degli amministratori, di capacità, ma andare alla conta creando una tifoseria perché tra chi è a favore e chi è contro metterà davvero davanti a una grande frattura nel Paese, e questo secondo me potrà aprire a tante altre riflessioni indipendentemente dall'esito, non indipendente ma dipendentemente dall'esito. Quali riflessioni? Ma quelle che immagino che spinte autonomiste del nord del Veneto possono riprendere forza, perché nel momento in cui dovesse passare il referendum, dovesse venire autorizzato e magari dovesse trovare anche un successo, non penso che una parte dell'Italia, che è quella più efficiente, quella che ha gli amministratori più capaci, continui a essere disposta a chiedere continuamente senza poi ottenere mai nulla. Quindi lei dice, con uno scenario che potrebbe essere una eventuale vittoria del referendum per l'abrogazione, potrebbe riportare in auge il separatismo. Comunque una spinta indipendentista più forte, che va oltre l'autonomia, il concetto di autonomia così come lo stiamo costruendo ora, perché questa autonomia non divide, questa autonomia dà a tutti la possibilità di dimostrare quello che valgono, dà alle regioni virtuose la possibilità di continuare a dare servizi in maniera ottimali, e dà anche la possibilità a quelle che non sono virtuose di mettere i propri amministratori di fronte alle loro responsabilità e alla dimostrazione della capacità, se ce l'hanno. Spinte separatiste che potrebbero essere anche meno, diciamo, nell'alveo del percorso istituzionali?
No, sempre penso nell'alveo dei percorsi istituzionali. Io penso che comunque tutto il percorso sull'autonomia portato magistralmente avanti dalla Regione Veneto, dal Presidente Luca Zaia, comunque ha trovato una grande spinta all'epoca in tutto il lavoro che è stato portato avanti dalla Lega prima, ma poi anche in una fase immediatamente precedente a quella del referendum, dei vari movimenti indipendentisti, penso Indipendenza Veneta, piuttosto che altre associazioni che hanno iniziato quel percorso. E dovesse andare il referendum, venire approvato il referendum ed andare in una direzione che è contraria a quella che si sta portando avanti ora, io penso che poiché in Veneto questi elementi e queste spinte autonomistiche ci sono ancora e oggi hanno canalizzato la loro forza nel percorso autonomistico, possono andare in una direzione un po' più forte. Allora, secondo Repubblica, il 55% degli italiani è al momento intenzionato a votare. Se tale stima elaborata dall'istituto noto Sondaggi per Repubblica sarà rispettata, il quesito ha buone probabilità che sia valido, quindi che raggiunga il quorum. Contrario al DDL Calderoli, dice Repubblica, sarebbe il 63% dei meridionali. Allora, voi temete che dal sud ci possa essere questa spinta? No, io sono contento che lo dica Repubblica, perché tutto quello che dice Repubblica a noi va bene, nel senso che quando hanno cominciato ad attaccare Vannacci ha portato 500.000 voti alla Lega, di fatto era un generale, sì conosciuto dal punto di vista militare, che però alla fine ha avuto un risultato incredibile anche dal punto di vista elettorale, tutto parte grazie a Repubblica, quindi se lo dice Repubblica... Voi dite che va bene così? Speriamo. A proposito di Europa, prima di passare ad altro, così ne approfitto, Meloni che alla fine decide per la coerenza su von der Leyen, come la vede? Questa è una bella... Allora, l'Europa continua nella direzione in cui ci aveva lasciati, con una classe dirigente che nei propri paesi è all'opposizione, perché la von der Leyen non è al governo, perché Roberta Metsola su un paese che mi sembra pesi poco più della metà della provincia di Treviso mi sembra non sia governo, e altre figure si trovano nella stessa situazione. Si va avanti con la solita Unione Europea, che è un'associazione di stati che fa lobby. Questo è quello che è oggi e questo è quello che chi ha sostenuto von der Leyen ha pensato di poter continuare e perpetuare. Questo è oggi l'Unione Europea e questo è quello che si è deciso di andare avanti. Posizioni, io frequento anche il Consiglio d'Europa perché faccio parte della delegazione italiana del Consiglio d'Europa, che è un'associazione di stati, per chi non lo sapesse, che nasce nel 1946, più ampia dell'Unione Europea perché ha dentro azeri, armeni, turchi, però da lì partono molte iniziative che poi che trovano attuazione all'interno dell'Unione Europea. E francamente quello che si vede là dentro oggi è un pensiero unilaterale rispetto agli armamenti in Ucraina. Oramai da 2 anni a questa parte si parla solo di Ucraina, gli ucraini hanno ruoli fondamentali, il presidente della commissione dove siedo anch'io, che è la commissione immigrazione, è un ucraino e si va solamente in quella direzione. Cioè aprire un dibattito a livello europeo su tematiche più ampie e anche affrontando magari quello che può essere davvero la pericolosità di questo conflitto, perché dopo le elezioni americane vedremo queste come andranno, ma potremmo come Europa restare col cerino in mano e quindi che magari qualcuno ci dica arrangiatevi. Però a livello internazionale di queste cose non si discute. Ne discutono magari per televisione, qualche servizio giornalistico, qualcosa, ma nei tavoli non si discute. Senta, nel centrodestra però c'è comunque il dibattito sull'appoggio o meno c'è stato il dibattito sull'appoggio o meno a von der Leyen. Il tema di fondo era per poter contare bisogna essere in campo, anche magari anche se non piace von der Leyen. Starne fuori significa non giocare. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché l'espressione della democrazia è fatta da maggioranza e opposizione. Lo diceva ancora Rousseau quando parlava della formazione del percorso democratico. Non è che chi vince le elezioni di fatto sia quello il soggetto detentore della democrazia, ma anche chi ha concorso e che magari ora si vede in minoranza ha concorso a questa formazione di democrazia. Io credo che in questa fase sia giusto essere, non voglio usare il termine euroscettici perché alla fine è un termine abusato, ma eurocritici assolutamente sì. Perché tante cose che non funzionano in questa Europa si vedono quotidianamente. Oggi l'Unione Europea è quell'organizzazione sovranazionale che più condiziona i cittadini, perché condiziona gli stati, condiziona le regioni, condiziona i comuni, ci condiziona in tutto. Ci dicono che macchine a comprare, ci dicono come restaurare le case, ci dicono cosa mangiare, ci dicono tutto. Quindi se non si è d'accordo è giusto essere da un'altra parte, è giusto far sentire la propria voce, è giusto organizzarsi in una opposizione che faccia vedere
non semplicemente quello che c'è che non funziona, ma che faccia anche delle proposte in maniera propositiva per dare delle soluzioni. Perché altrimenti io credo che l'Europa, in una situazione così delicata come questa, con una guerra al proprio interno, rischia davvero di indebolirsi al punto, e parlo economicamente, indebolirsi, la Germania ne è un esempio ma la Francia la sta seguendo, da disgregarsi. Quindi si potrebbe andare verso quella clamorosa direzione. È una preoccupazione che negli ambienti c'è, non se ne parla, ma si coglie. E al di là della questione ucraina, cos'è che non va dell'Europa? Ma tutte quante le imposizioni che ci vogliono dare, da come alimentarci, da un inseguimento costante rispetto a parametri del green che ora sono stati applicati alle case, ma immagino che quando verranno applicati anche alle aziende, le nostre piccole aziende qui locali andranno pesantemente in difficoltà. Perché quando sulle leggi sulle emissioni non si dà il tempo, non ci sono le risorse per farle, il nostro tessuto è fatto da una struttura di piccole e medie aziende che poi a livello internazionale sono tutte micro. Andremo in difficoltà ancora, forse non ce ne siamo resi conto, ma un'applicazione di tutte le normative verdi che l'Europa sta portando avanti, che ora sono state applicate sulle abitazioni, quando verranno applicate sulle attività produttive, creeranno delle difficoltà. A me piacerebbe che anche il mondo imprenditoriale cominciasse a sollevare questo problema, anziché andare in una direzione che è quella semplicemente di dire che l'Europa non si può discutere. L'Europa si deve discutere, perché è fatta a una misura diversa rispetto a quella che a noi va bene, che a noi conviene. Le elezioni americane quanto influiranno poi sull'Europa? Tantissimo, seguo la politica estera da 7 anni, sono in commissione esteri da 7 anni e dico almeno da inizio anno, mi è capitato anche da voi una volta di fare una battuta in televisione dicendo, era gennaio, che da qui alle elezioni americane può succedere di tutto. E con le elezioni americane vedremo chi resta col cerino in mano. Da qui alle elezioni americane può succedere di tutto, perché chi governa oggi gli Stati Uniti con una presidenza così debole probabilmente non ha mai avuto tanta mano libera, tanta forza da poter esprimere il proprio potere, la propria direzione politica. Questo sicuramente cambierà qualsiasi sia il presidente che arriverà, e poi se arriverà Trump, che ha già annunciato comunque di volersi alleggerire rispetto agli tanti impegni internazionali che ha assunto, di fatto vedremo chi resterà col cerino in mano, quindi immagino che quelli in questo caso saremo noi. Gli americani hanno fatto vedere tantissime volte, iniziato tante guerre, ma poi alla fine se ne sono sempre andati. Ecco, allora la domanda è, ipotesi, vince Trump, per l'Europa che segnale è e cosa succede? L'Europa viene messa davanti a una assunzione di responsabilità, esattamente come l'autonomia per gli amministratori, che è quella di capire se questa guerra all'Europa conviene o se conviene semplicemente alle strutture economiche sovranazionali. All'Europa questa guerra conviene? Cosa ci ha portato di buono questa guerra? Alle nostre imprese cosa ha portato? All'industria tedesca, della quale noi siamo fornitori, cosa ha portato? Al sistema economico francese, che è la più grande superpotenza che c'è in Europa, perché ha l'indice di vulnerabilità energetica più basso d'Europa, è una potenza nucleare e quindi si produce energia in maniera quasi autonoma, come dicevamo, ha una delle agricolture più avanzate del mondo e ha uno degli eserciti più forti del mondo. Cosa ha portato? Una leadership di Macron, sì, ma su un'Europa che si indebolisce sempre di più. Faccio l'avvocato difensore, come mio solito. Si molla l'Ucraina, diciamo proprio in termini proprio concreti. Si lascia mano libera a Putin, però. No, non è tanto quello. La questione è che in Europa ci sono diversi punti di tensione. Non c'è solo quello dell'Ucraina, ma c'è anche quello della Serbia e del Kosovo, dove in Kosovo c'è la più importante base americana probabilmente dall'epoca del Vietnam, e dove anche il Consiglio d'Europa ha recentemente approvato con voto di astensione di Fratelli d'Italia e della Lega, io sono stato l'unico che ha votato contro, l'ingresso nel Consiglio d'Europa del Kosovo. Non ho votato contro tanto perché non ritenevo che il Kosovo potesse entrare nel Consiglio d'Europa, ma perché non era il momento di farlo. Aveva 3 condizioni, ne ha soddisfatta mezza, non era il caso. Però 2 settimane dopo è stato anche fatto entrare nell'assemblea parlamentare della NATO. Quindi abbiamo diversi fronti noi di tensione che si stanno aprendo in Europa e dobbiamo esserne consapevoli. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Alle 11 di mattina, di fronte a Ca' Farsetti, c'è un'atmosfera surreale, una manifestazione di protesta silenziosa per chiedere le dimissioni del sindaco e della giunta.
Il Comune di Venezia è travolto da un'inchiesta giudiziaria senza precedenti e che appare in continua estensione. In fondamenta si riunisce una folla eterogenea per età, professioni e classi sociali. Il portone del municipio è chiuso. Sono presenti solo alcuni consiglieri di opposizione. Oggi si dimostra effettivamente che è la voce del popolo. Brugnaro perde tutti gli alibi che ha sempre portato avanti fino adesso, dicendo che erano pochi esagitati quelli che volevano le sue dimissioni. In mezzo a tanti dibattiti, a tante parole, questo sembra quasi un momento di riflessione, persino di raccoglimento per una città che ha vissuto giorni migliori. Poi, naturalmente, c'è anche lo scambio di opinioni in quella che pare una presa di coscienza collettiva. La città perde abitanti, il lavoro è più degradato, ci sono poche offerte di lavoro solo nel turismo, cioè ci sono dei valori fondanti di una civitas che si stanno sgretolando, eppure sembra che tutto va bene, no? I nostri figli che mondo lasciamo? I miei figli sono costretti ad andare via da Venezia, uno è già a Milano e una a Trento. Credo che siamo la generazione che ha vissuto la normalizzazione di questi comportamenti, di queste vicende nella politica, e credo che sia ora di dire basta. Io sono un cittadino di Mestre, sono venuto perché ritengo che la situazione sia abbastanza grave e meriti una risposta della città. E però non sono dei centri sociali. Noi facciamo una vita tristissima perché non ci sono più le comunità sociali cittadine. Noi qui a Venezia, i residenti di Venezia, non hanno peso politico. C'è un consenso in questa città nei confronti dei ladri incredibili. Ci sono categorie che non pagano le tasse e che votano Brugnaro, e quella cultura è quella che sta distruggendo la città. Persino il Redentore non ha più la forma spontanea di una volta. Oggi è una manifestazione con gli sponsor, in cui la città è travolta da un'enorme mole di turisti, tra le maggiori dell'anno. Ti chiedono la prenotazione, il QR code, cosa che il veneziano è completamente estraneo, è una cosa spontanea. Io è anni che non ci vado più e quest'anno forse ci vado, ma clandestinamente. Non mi auguro nulla, credo che la città sia persa, quindi spero fra più tempo possibile, ma non ho più speranze. Siamo messi troppo male, Mi pare di sì. Allora, siamo di nuovo in diretta, così Filippo Fois ieri ci raccontava la manifestazione silenziosa che c'è stata davanti a Cafarsetti, silenziosa in contrasto anche con i fischi e le urla di qualche ora prima al Ponte Votivo per Brugnaro, che di fatto ha fatto saltare il cerimoniale del Ponte Votivo, non era mai accaduto a Venezia in tempi recenti. È la sensazione, come abbiamo visto anche precedentemente, sempre nella nostra prima edizione questa mattina, il viaggio di Cristina Arboit nella zona della Giudecca, che questa vicenda abbia scoperchiato poi di nuovo tutti i problemi di Venezia, ma c'è un'inchiesta, abbiamo raccontato anche le carte della procura. Con Dimitri Coin non entriamo ovviamente nell'inchiesta giudiziaria, ma c'è una questione politica. Quelle dimissioni che molti chiedono a Brugnaro devono esserci secondo lei? Parliamo di un sindaco, lo ricordiamo, indagato, però c'è una giunta con un sindaco indagato, diversi funzionari del comune indagati e un assessore arrestato. Allora, politicamente parlando, che situazione è? E secondo lei Brugnaro a un certo punto dovrà fare un passo indietro? Ma credo che quello che dovrà fare Brugnaro alla fine lo deciderà Brugnaro, ed è giusto che lo decida Brugnaro. Per che motivo? Io personalmente sono un garantista convinto ed assoluto, perché troppe volte abbiamo visto che indagini che sono partite in pompa magna e che sembrava dovessero portare chissà che cosa, alla fine poi dopo 5, 10, 15 anni si sono risolte. Potremmo portare tantissimi esempi, però quello che fa male è che ci sia un'altra indagine di questo tipo che coinvolge il Veneto, e quello che abbiamo visto prima è la grande forza dell'opinione pubblica che comunque magari esprime già delle sentenze prima che le esprimano i magistrati stessi, e dall'altra parte la debolezza della politica, perché se una politica fosse comunque forte una reazione anche a livello amministrativo locale magari la prenderebbe. Ecco perché dico che le decisioni su quello che deve fare Brugnaro alla fine è giusto che le prenda Brugnaro stesso. Io penso che, contrariamente a quello che è stato un leitmotiv per molti anni da parte di tantissimi, che la magistratura
alla fine non faccia politica direttamente, ma che comunque la condizioni. Perché questa indagine mi sembra sia partita addirittura da Report. E allora mi chiedo... È partito da un esposto, diciamo, sì, okay, di un imprenditore. Dove all'inizio è partito Report, e qua entra anche in mezzo la forza dei mezzi di comunicazione, e che hanno quindi di condizionare l'opinione pubblica. Dato di fatto è che comunque c'è un'inchiesta, che è un'inchiesta seria, che è un'inchiesta che dal punto di vista politico deve preoccupare tutte le forze politiche, perché comunque ogni inchiesta riguardi chiunque è una delegittimazione della rappresentatività democratica che i cittadini esprimono con il voto, votando qualcuno perché faccia qualcosa. Speriamo si faccia chiarezza in fretta, e se ci sono delle decisioni da prendere, chi deve prenderle intimamente le prenda per il bene della città, se ritiene che queste siano nella direzione di che vada in una certa direzione, oppure insomma lasciamo alla coscienza umana e politica di chi amministra. Io sono garantista, ripeto, mi viene in mente il caso Ottaviano Del Turco all'epoca, che è stato processato, si è dimesso da presidente della regione, da parlamentare, da tutto, e poi gli hanno detto scusa, sì, l'indagine non era politicamente rilevante. È comunque una vicenda che peraltro a 10 anni dal Mose dà un altro schiaffo potente alla politica, perché lo abbiamo sentito anche nelle voci della gente precedentemente nel viaggio di Christian Arboit. Poi è automatico che la gente dica sono tutti uguali quelli che fanno politica, sono tutti così. Perché è la considerazione più semplice. Perché quando succede un incidente aereo se ne parla magari per settimane, e le decine di incidenti e di morti stradali che capitano tutti i giorni non se ne parla neanche più. Quindi fa più rumore il caso magari di una singola amministrazione, di un singolo esponente politico che magari non ha amministrato in maniera sufficientemente trasparente, a volte andando oltre le regole, a volte non andando oltre le regole, questo sarà la magistratura a stabilirlo, di fronte a tutta una serie di amministratori che lavorano perfettamente nell'interesse dei propri cittadini, e quindi di fare tutta l'erba un fascio, come si usi dire, è facile. Senta, nel 2025 Venezia va al voto. Sì. Questa vicenda potrebbe riaprire l'ipotesi di cui si è sempre parlato di un Luca Zaia che potrebbe scendere in campo a Venezia? La partita di Venezia io credo si intrecci con quella della Regione Veneto. Io ho sempre detto che la forza politica per un'area politica, per un partito politico che ha il combinato disposto tra una regione, tra il governare una regione che comunque ha potere legiferante e un sindaco come Venezia che comunque è conosciuto in tutto il mondo, e la forza mediatica che quindi ha, è un qualcosa di straordinario nell'incidenza territoriale di una regione come il Veneto. Le decisioni vedremo come verranno prese, perché verranno prese anche sui tavoli nazionali, perché la Lega, noi come Lega abbiamo visto comunque ridimensionato il nostro consenso a livello elettorale, ma comunque su un voto di opinione di livello nazionale. Io sono convinto che a livello territoriale locale, con un Luca Zaia ancora presidente e che ha ancora molto da dare sia in termini di consenso che in termini operativi, possa portare a fare delle riflessioni con la Lega ancora al centro di questo. È chiaro che ci sarà una trattativa sia rispetto al sindaco di Venezia che rispetto alla regione. Questa vicenda però rischia di come dire, far male agli alleati del centrodestra, perché poi parliamo di un'amministrazione di centrodestra con il sindaco che è di Coraggio Italia, ma con all'interno anche la Lega nella coalizione che ha vinto. Quanto può far male? In una città comunque dove il grosso degli abitanti gravitano su Mestre, gravitano sulla terraferma, e che non è notoriamente una città di centrodestra, storicamente ecco. È stata una città amministrata dalla sinistra. Lei sa perfettamente che a me piace ragionare su quella che è la realtà delle cose, e non su quello che mi piacerebbe che fosse. Brugnaro vinse la prima volta nel 2015, un anno dopo quello che era successo, con un sindaco arrestato, eccetera, eccetera. Quindi questo terremoto, che a quanto pare potrebbe essere solo l'inizio, rischia di essere davvero un'arma letale per un centrodestra
che vuole correre a Venezia? Io penso che la prima cosa, questo dimostra che Venezia è una città particolare, perché ritornando a quello che era successo col sindaco precedente, con Orsoni, e che ha travolto l'amministrazione, che era di centrosinistra di fatto, dimostra che più che le amministrazioni è la città, è una città che ha molti interessi, una città che ha molte dinamiche, è una città probabilmente anche complessa da amministrare, che è fuori da quelle che sono le logiche politiche e amministrative anche del Veneto, di come siamo abituati a vedere nella terraferma, e anche per una storicità tutta sua, città di mare, città di porto, città ora che ha interessi turistici incredibilmente straordinari, che ha il grosso delle attività oramai commerciali di Venezia stessa in mano a stranieri, in particolare asiatici, e quindi anche qui sarebbero da fare delle riflessioni rispetto a dove è andata una deriva di Venezia, che non è più in mani veneziani, e perché è andata là e da dove sono arrivati i capitali per poter fare tutti questi investimenti che hanno portato a questa trasformazione della città. Ora questa inchiesta coinvolge un'amministrazione di centrodestra, quella passata era un'amministrazione di centrosinistra, all'epoca del Mose c'era ancora il centrodestra, e comunque il Mose era un progetto nazionale, perché comunque era un progetto nazionale. Dimostra che Venezia sì è la capitale del Veneto, e gli interessi là sono tanti. Quindi è una partita difficile e molto, molto delicata. Sì. Allora, ha parlato delle elezioni, quindi andiamo a bomba sulle elezioni, perché più o meno, se non sbaglio, un mese fa si chiudeva anche la partita finale dei ballottaggi, quindi siamo a un mese da quelle elezioni. Che bilancio si sente di fare a mente fredda un mese dopo? Io so che quello che le fa più male, me lo dica, resta Vittorio Veneto, anche se non l'ha gestita lei. Ma non è sì, ma ha perso la Lega, quindi abbiamo perso tutti. Non è che perde il sindaco, il candidato sindaco. Segretario provinciale, insomma. Intanto, così, pur parler, Giovanni Braido l'ha più sentito? No, lo leggo sui giornali. Ecco. Lo leggo sui giornali, lui parla con me attraverso i giornali, io non gli rispondo, appunto. Ma gli risponderà in un altro modo? Ma no, ma vediamo, adesso le cose le affronteremo. Noi abbiamo una sezione che di fatto è decaduta, una delle principali sezioni della provincia di Treviso, quella che comunque ha visto come elemento di riferimento nel corso degli ultimi 25 anni, dal 98, anche di più, della storia della Liga Veneta, non solo trevigiana, Tony D'Arè, che ora non è più nella Lega perché è stato espulso. E quindi passare da fulcro a una sezione decaduta per dimissioni della maggioranza di componenti del direttivo già durante le elezioni, ma che comunque abbiamo aspettato il ballottaggio e ne abbiamo dato ufficialità dopo, fa male perché dopo 35 anni a Vittorio Veneto abbiamo 0 consiglieri. Quindi il dato reale è quello, e noi da quello però dobbiamo ripartire. C'è da ricostruire intanto Vittorio Veneto? Sì, assolutamente. Adesso verrà messo un commissario, una figura che comunque avrà il compito di gestire la ricostruzione di Vittorio Veneto, partendo da quello che di buono è rimasto, e ricostruendo, cercando di attrarre giovani, e per attrarre giovani bisogna andare oltre quelle che sono le litigiosità e le scorie che questa tornata amministrativa ha lasciato, perché una frattura così dolorosa, che ha avuto comunque anche un effetto domino su molti altri comuni in provincia di Treviso, non è semplice da metabolizzare, serve un po' di tempo e serve anche grande senso di responsabilità e maturità politica. Bisogna andare oltre quelle che sono le conflittualità umane, che ci stanno tutte, perché siamo tutti persone, uomini, donne, che hanno una propria vita oltre a quello che facciamo per passione politica, e però abbiamo anche la grande responsabilità di ricostruire una rappresentatività democratica per una città che è comunque la città della Resistenza, e quindi una delle città politicamente più importanti per la provincia di Treviso, per tutti i partiti politici. Ci sono tempistiche per la nomina del commissario? Ma a breve, vediamo se riusciamo già a farlo prima di andare in ferie qua in agosto, per cui prossima settimana, prima di fine luglio, o se no andremo ai primi di settembre. Ecco, e comunque la lezione, al di là di Vittorio Veneto, la lezione è quella di superare quei contrasti, soprattutto personali, che hanno provocato. Ma sono solamente personali. Noi di fatto su 55 comuni che vanno al voto, rispetto alle amministrazioni che avevamo, ne perdiamo 8, ne vinciamo 2, col grandissimo risultato di Roncade,
che è stata una partita davvero, davvero strepitosa, e anche di Vazzola stessa, dove per la prima volta abbiamo un sindaco che è comunque della Lega. Però qua dentro ci sono comuni dove abbiamo perso, penso a San Fior, penso a Orsago, penso a Morgano, quindi il mio comune, penso a Caerano San Marco, penso piuttosto a Loria, dove non siamo neanche riusciti a fare una lista, o penso ad Altivole, dove il sindaco uscente non ha vinto neanche là. Quindi abbiamo delle riflessioni da fare, dobbiamo rimettere a posto un po' di cose, serrare i ranghi, perché di questi comuni a ranghi stretti ne avremo persi molti di meno. Questa è una riflessione che parte da voi, sì. È una riflessione che faranno anche i vostri alleati di Fratelli d'Italia, soprattutto, secondo voi? Ma non è detto, perché molti di questi comuni alla fine loro hanno portato a casa il risultato. Penso ad esempio a San Fior, dove noi perdiamo, e dove di fatto Forza Italia e Fratelli d'Italia con Gastone Martorell vincono e portano a casa. Noi a livello di segreterie provinciali ragioniamo sempre a carte scoperte, nel senso che partiamo dal presupposto che la politica non è che finisca il giorno dopo, per cui avendo la priorità, il privilegio di vedere anche da un altro punto di vista e di non essere emotivamente coinvolti magari nelle situazioni specifiche, dove possiamo lavorare per far trovare un accordo a chi si propone come candidato o come persone che vogliono comporre una squadra in un ambito del centrodestra. Noi cerchiamo di dare una mano. Dove vediamo che non ci sono queste condizioni, non andiamo ad inasprire le situazioni per creare delle conflittualità che poi non ha senso, perché alla fine chi ci rimette sono sempre i cittadini. Mi sta dicendo quindi che a livello provinciale si lavora meglio che a livello regionale? Tra i partiti, nel senso... No, beh, io parlo a livello provinciale perché lavoro a livello provinciale. No, nel senso e quindi che con voi i segretari... a livello provinciale siete più, diciamo, siete riusciti a trovare più la quadra rispetto agli ambiti regionali? Guardi, io con Fabio Chies, sindaco di Conegliano, ho lavorato già dal 2014 al 2018, per cui ci ho lavorato benissimo assieme. Ho lavorato bene anche per quel breve periodo con il quale ho lavorato con Montuori, anche se non avevamo la stessa confidenza, e abbiamo iniziato un buon lavoro anche con Claudio Borgia, perché comunque anche Claudio è un amministratore, è vice sindaco a Montebelluna, dove il sindaco è comunque della Lega, e Fabio è comunque il sindaco della seconda città della provincia di Treviso. Io ho fatto il consigliere comunale per 12 anni, poi il segretario provinciale, e dentro il consiglio regionale, ora parlamentare, per cui credo abbiamo tutti un senso di, passatemi il termine, non è un senso di responsabilità politica, forse di maturità politica per le esperienze che abbiamo avuto, che ci fa capire che l'interesse dei cittadini viene prima di tutto, facendolo bilanciare con quello che è anche l'interesse politico partitico che noi comunque portiamo avanti, ma non andiamo certo a fare le guerre. Prima di andare in vacanza, i buoni propositi a livello provinciale della Lega, cioè a settembre qual è l'obiettivo per settembre? Allora, intanto è opportuno andare in vacanza, staccare un po' tutti la spina, rilassare, metabolizzare dove le cose non sono andate bene, e far superare magari anche le delusioni e ritrovare un po' di entusiasmo. Noi a fine settembre stiamo lavorando per organizzare la festa provinciale della Lega, e dove abbiamo intenzione anche di organizzare con dei format dove vi chiederemo eventualmente anche la disponibilità di essere coinvolti anche voi, perché vorremmo fare anche dei dibattiti su tematiche politiche territoriali, che possano essere da spunto anche per trarre delle idee da portare avanti, perché quando noi ragioniamo a livello politico e tante volte in Veneto critichiamo il ponte sullo Stretto, il ponte sullo Stretto sì, è un'opera nazionale che ha anche risvolti anche internazionali, perché vediamo che finanziamenti arrivano anche dall'estero, però credo che prima di tutto noi dobbiamo avere ben presente quelle che sono le nostre priorità locali, esserne chiari, condividerle e portarle avanti a tutti i livelli, a livello di provincia, a livello di regione, a livello romano. Ritornando però su un'altra questione rispetto alle amministrative che si diceva prima, c'è la questione di Preganziol, che è un bel tema. Certo. Perché sulla questione di Preganziol, al netto
del risultato che in pochissimo tempo è stato un risultato straordinario, perché di fatto il centrodestra per 7 voti, i voti di lista sono 7 in più che rispetto ai partiti di sinistra, che hanno portato alla vittoria del sindaco, del sindaco del PD, perché c'era comunque la possibilità del voto disgiunto. Ci fosse stato un po' più di tempo probabilmente il risultato sarebbe diverso, però c'è un ricorso in piedi perché riteniamo, questa convinzione l'abbiamo condivisa con Fratelli d'Italia, che a mezzo l'avvocato Crea ha presentato un ricorso, perché riteniamo che l'attribuzione dei seggi vada effettuata rispetto ai voti di lista. Questo però va ad incidere, dal mio punto di vista, rispetto a quello che sarà un altro appuntamento elettorale, ritornando poi a quello che ci aspetta a settembre, che sono le elezioni del Consiglio provinciale. Cioè Stefano Marcon, Presidente della provincia, ha la necessità di andare a rinnovo con questa legge strampalata che sfalsa anche il Presidente rispetto al Consiglio provinciale. Stefano Marcon l'anno prossimo avrà il voto, non può più ricandidarsi, il prossimo Presidente che arriverà esterrà il Consiglio eletto dai consiglieri comunali, perché voteranno i consiglieri comunali in funzione dei cittadini che rappresentano nei propri comuni, per cui un comune sopra i 15.000 abitanti pesa di più del mio piccolo comune di Morgano, non parliamo di Treviso, quanto peso ponderato ha rispetto a tutto questo. Però il quesito che mi pongo io è: si potrà andare al voto sul Consiglio provinciale per fine settembre, come pare che queste siano le scadenze, le tempistiche dove si debba andare al voto, con un ricorso pendente che verrà analizzato il 25 di settembre e con la possibilità poi di opposizione a sua volta? Cosa potrebbe accadere quindi? Vediamo cosa deciderà chi dovrà convocare, perché se si andasse al voto lo stesso e poi dovesse essere cambiato l'equilibrio in Consiglio Comunale a Preganziol, di fatto l'elezione del Consiglio Provinciale sarebbe stata viziata. Certo. E un'elezione del Consiglio Provinciale con un Consiglio Comunale di Preganziol come questo potrebbe anche condizionare un magistrato che dovrà prendere una decisione, perché non solo dovrà cambiare il Consiglio Comunale di Preganziol, ma anche il Consiglio Provinciale della provincia. Quindi questo si apre un bel momento di riflessione, ma parte tutto da delle leggi che vanno cambiate, perché il voto disgiunto dal mio punto di vista non deve esserci. Tu voti un sindaco, la coalizione che lo sostiene è quella, mettere un candidato sindaco sostenuto all'opposizione vuol dire di fatto non voler neanche bene al proprio candidato sindaco che si è votato. E poi ritornare alle province come erano prima. È inutile tararsi sulle province che non funzionano. Treviso è sempre stata una provincia che ha funzionato benissimo e una provincia della quale il territorio aveva bisogno. Era l'ente intermedio tra regioni e comuni, del quale da noi c'è assoluta necessità, e comunque crea anche vicinanza tra eletti, consiglieri provinciali e presidenti della provincia, che venivano eletti in collegi di 2 o 3 comuni e dove tutti conoscevano, e c'era davvero una rappresentanza vera, ed era soprattutto anche una buona palestra per un percorso formativo anche dal punto di vista politico, di selezione e formazione di classe politica. Allora, pochissimi minuti, le chiedo un'ultima cosa. Proprio qui in diretta, il giorno di Vittorio, torniamo a Vittorio, ci fu quel dialogo a distanza straordinario tra lei e era il primo turno però, sì. E Gian Antonio D'Arè. Si diceva dobbiamo un attimo sederci attorno a un tavolo, si cercava di capire se poi ci poteva essere l'appoggio per tornare insieme. Allora, al di là del fatto di Vittorio, secondo lei un ritorno di D'Arè in Lega è ormai una cosa da non considerare più, o c'è un elemento? Allora, quando vengono presi provvedimenti di espulsione, secondo statuti, regolamenti e tutte le norme che la Lega si è data, è irrevocabile. Non dipende dal segretario provinciale, no, non certo. Dipende dal segretario regionale, dipende solamente dalla segreteria federale. Okay. Per cui dovrebbe essere Salvini a dirlo. Ad oggi non ne vedo le possibilità. Dovrebbe cambiare il segretario federale? No, non è neanche detto che bisogna cambiare necessariamente il segretario federale. È comunque un passaggio che va fatto in segreteria federale. Se Salvini volesse prenderlo in considerazione un giorno, perché magari si trovano, si chiariscono, si parlano, magari può anche essere una cosa, ma non dipende da noi, dipende da Salvini. Certo. E ad oggi Tony D'Arè è un ex esponente della Lega. E Salvini, il congresso federale, quanto c'è bisogno di un congresso federale?
Ma io penso che i congressi siano comunque momento di dibattito. Ad oggi, nonostante se ne parli tantissimo e anche mezzi di comunicazione, in stampa, sembra che il congresso federale sia quella conta dove si andrà a decidere chi sostituirà Salvini. Io ad oggi non vedo un sostituto di Salvini. Tutti ci si dimentica cosa vuol dire fare il segretario. E in particolare fare il segretario federale. Fare il segretario federale in una campagna elettorale, qualsiasi essa sia a livello nazionale, che siano comunque tornate importanti che coinvolgono diverse regioni piuttosto che politiche europee, vuol dire per 2 o 3 mesi farsi 6 o 8 comizi al giorno, magari con 2 dirette televisive. C'è qualcuno, secondo lei, tra gli esponenti che sono già impegnati magari in varie regioni piuttosto che con ruoli importanti, che ha l'intenzione o che ha la voglia o il fisico stesso per assumersi questo grande onere? Quello che penso io è che la politica ed i partiti debbano tornare, e quindi non entro nel merito di un congresso rispetto a una discussione di un segretario, ma metto sul piatto una organizzazione dei partiti. I partiti devono essere strutturati, secondo me. Io sono dell'avviso che il passato non torna mai, però dal passato si possono trarre degli spunti rispetto a quelle che erano le cose buone che funzionavano. Ora noi siamo in un'epoca di leaderismo, perché il ragionamento che faccio spesso anche con molti amici, dico che secondo me il primo leader politico, cioè il primo esponente politico che impersonificava in sé tutto il partito è stato Bettino Craxi. Dopodiché lui era il Partito Socialista, dopodiché è arrivato Silvio Berlusconi, ma lui era il paron del partito, certo. Dopo è arrivato Matteo Renzi. E dal mio punto di vista quel tipo di leaderismo finisce quando lui addirittura personalizza un referendum su una riforma costituzionale con se stesso. Se perdo questo referendum non farò più politica, il referendum l'ho perso. Però fa ancora politica. Fa ancora politica in maniera assolutamente ridimensionata e completamente diversa, però fa ancora politica. Poi sono arrivati i 5 Stelle con Grillo, siamo arrivati noi, adesso c'è la Meloni. Io penso che la politica abbia la necessità di avere, ma in maniera esposta pubblicamente e con ruolo anche mediatico, oggi i tempi purtroppo televisivi sono quelli che ti dicono che devi parlare per spot e non puoi argomentare. Perché c'è la pubblicità. Per questioni specifiche, per argomenti specifici approfondendo, però io credo che bisogna ritornare davvero, se vogliamo riattrarre rappresentatività democratica e fiducia nei cittadini, far esporre tantissime persone, perché ci sono la classe politica, i partiti ce l'hanno, tutti ce l'hanno la classe politica, farli esporre e ritornare a strutture partitiche, con un segretario che fa da regista. Allora, siamo alla fine, io ringrazio davvero Dimitri Coin. Grazie a voi. Visto che abbiamo parlato intanto vi ricordo velocemente che alle 19 c'è la messa in diretta per il Redentore, quindi il telegiornale di Treviso subito a seguire. Abbiamo parlato delle elezioni, lo dico a Tony Esposito e Francesca Pezza, che ringrazio in regia. Ci lasciamo con un servizio, poi dopo il meteo ci sarà Totò al Giro d'Italia, storico film con Totò. Ma ci lasciamo con un pezzo che riguarda Valdobbiadene, l'abbiamo visto ieri sera, uno di quei comuni dove peraltro insomma qualcosa non è andato nel centro-destra. Ma se volete lo spiego in 30 secondi, ma la prossima volta se volete lo spiego. Esatto. Perché è talmente semplice. Dove però il protagonista è il sindaco fregonese, con le famose passeggiate che continuano al giovedì per farlo dimagrire e sono sempre più partecipate. Allora lo rivediamo e ci salutiamo. Grazie Dimitri Coin. Grazie a voi e grazie agli spettatori. Grazie per averci seguito. Vediamo se c'è. Ci dovrebbe essere. Adesso arriva, Eccolo qua. Arrivederci. La Fiorella, so che l'avevamo buttata. Comincia a tirare la salita, Abbastanza. Ma fa bene? Benissimo. Ma fa più bene all'anima o al fisico? A tutto. A tutto? A tutto. Senta, ma perché proprio con il sindaco? Non si può venire anche da soli? Ci siete in 180? Siamo in tanti, sì, perché le vogliamo bene. Anche giovani qua, la camminata col sindaco. Come mai? Ci divertiamo comunque, stare in comunità, è una cosa per stare insieme. Ci sono anche le mie amiche. Signora, ma chi glielo fa fare? La passione. Per cosa? Per la montagna o per il sindaco?
Per la camminata. Voci di alcuni dei protagonisti della passeggiata con il sindaco di Valdobbiadene. Un appuntamento che continua a crescere in consensi e curiosità. Tante le troupe, le radio, i giornali nazionali ed internazionali che si stanno interessando a questa singolare iniziativa, nata per far perdere peso al sindaco, unendo il ricevimento cittadini non in municipio ma direttamente tra strade e viottoli del comune. Certo che qui come comune avete uno strano modo di fare il ricevimento sindaco. Sì? Sì. No, è bellissimo, anche perché in una salita così, se uno vuol dirle qualcosa glielo dice a metà perché dopo non arriva in fondo. E per quelli che non credono che a Valdobbiadene si razionalizzi tutto per primo il tempo, l'esempio concreto lo dà l'ufficio tecnico. Ma è venuta per il sindaco, per la linea del sindaco, per lei? Allora, perché? Diciamo che sono responsabile dei lavori pubblici e vengo a controllare il territorio. Un'iniziativa che ogni lunedì continua a crescere con umani ma anche animali. L'ultimo appuntamento ha contato 230 cittadini e ben 12 cani. Bello che arrivino anche da fuori il comune e da fuori regione. Lanciamo quest'idea al sindaco e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Allora io so che Mario di nascosto viene a correre a Pianezze sul Cesen, di nascosto perché sa che io non sono in grado di correre. E allora Mario, riduci un po' l'andatura, facciamo una camminata assieme e ti prometto che fra un paio di anni verrò a correre con te. Intanto alla fine delle salite e delle discese, tra asfalto e ciottoli, tutti percorsi in poco più di un'ora, qualche risultato al sindaco l'ha portato. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Quindi 5 chilometri e 300 metri. Quanto ho perso in chili? In chili non lo so, acqua tanta. Ho bevuto 1,5 litri di acqua, avrò perso 2 litri, dai, mezzo chilo sicuro. Grazie a tutti, ciao, ci vediamo giovedì prossimo a Santo Stefano.